Oggi siamo con il professor Guglielmo Cevolin dell'Università degli Studi di Udine, collaboratore con l'IMES nel nord-est, un esperto di geopolitica. Oggi vorremmo affrontare il problema della Germania nei rapporti con l'Italia, dell'Europa, visto che le elezioni in Germania le abbiamo già in qualche modo affrontato. Cerchiamo di vedere, professore, di affrontare il problema sotto un angolo diverso, un po' più articolato, per riuscire a capire anche le cadute che queste elezioni possono avere nei rapporti con l'Italia, il ruolo che potrebbe avere la Merkel, il ruolo di Draghi, eccetera. Questo perché? Perché noi siamo di fronte, in parte lo abbiamo già detto anche alle precedenti trasmissioni, a una rivoluzione dei sistemi politici nei paesi MILT europei. Ed è la prima volta che i partiti coalizzati delle democrazie occidentali scendono sotto il 30%, e questo abbiamo proprio gli esempi anche tedeschi. Questi partiti e le loro classi dirigenti non sono più egemonici, faticano a produrre stabilità. L'instabilità rallenta o tende a rallentare la costruzione di un'Europa unificata, sia sul piano economico che quello politico. La gara che vede la CDU e la SPD intenti a captare e coinvolgere forze non irrilevanti ma di modeste dimensioni come i Verdi e i liberali, è il segno evidente della debolezza di questi due partiti, un tempo centro delle grandi coalizioni in Germania. Cosa significa tutto ciò, professor Cevolin, e quale potrebbe essere la prospettiva nei rapporti anche con gli altri paesi? Diciamo intanto che socialdemocratici e cristiano-democratici sono anche mutatis mutandis i grandi gruppi, le grandi categorie politiche anche all'interno del Parlamento europeo, quindi c'è anche una corrispondenza immediata in Europa e anche qui comunque è una corrispondenza immediata, poi un po' da valutare criticamente perché in Europa i parlamentari europei tendenzialmente appartengono sì alle scuole o socialiste o del Partito Popolare, ma prima ancora sono collegati dall'appartenenza al proprio Stato e quindi ragionano con anche la categoria forse prioritaria dello Stato di appartenenza. Quindi diciamo, c'è anche questo ulteriore elemento di complessità. Però ecco, la riflessione che viene fuori dalle elezioni e anche adesso in Germania dalla prospettiva della formazione di un nuovo governo è la seguente. Da un lato sicuramente gli elettori hanno chiesto in Germania stabilità, tant'è vero che ha vinto tra virgolette il centro, cioè centrodestra, centrosinistra, e sono andate in crisi o sono diminuite le due ale estreme, cioè sia la sinistra estrema sia Alternative für Deutschland, che comunque si è un po' sgonfiata, ecco. Quindi ha vinto il centro, però ha vinto il centro in maniera, possiamo dire, stanca, nel senso che, come è stato notato prima da Laura Nicodemo, cioè è stato un centro che centrodestra e centrosinistra uniti non arrivano più a superare il 50%, e ai tempi della Merkel per esempio il partito cristiano-democratico arrivava al 38% anche, e adesso aver perso 8 punti a causa del lungo deterioramento con la Grosse Coalition, a causa del fatto che non c'è più la Merkel e così via. Anche qui, vedete, sono sempre elementi di continuità e di discontinuità. Da un lato la richiesta di stabilità da parte degli elettori, dall'altro lato anche il fatto di intestarsi da parte dei leader, pensiamo a Scholz che si è intestato
in quanto vice cancelliere si è intestato come dire, il merito della Merkel, i meriti della Merkel, si è presentato come successore della Merkel, anche se socialdemocratico e non diciamo cristiano-democratico, e quindi ecco, siamo sempre tra elementi di continuità e di discontinuità che però diciamo, non ci risolvono alcuni snodi principali che probabilmente vedremo nelle prossime domande di Lauro Nicodemo, cioè che cosa fa la Germania in Europa? Continua a guidare, ma continua a guidare l'Europa in Germania, la Germania in Europa ci continua a guidare in che modo? Cioè, se abbiamo detto che hanno vinto i partiti di centro, vuol dire che non ci sarà innovazione. In realtà in Europa c'è bisogno di innovazione, che vuol dire che l'Europa da gigante economico deve anche un pochino diventare gigante politico nelle relazioni internazionali, avere nella difesa, avere qualche ruolo, iniziare ad avere qualche ruolo, e per fare questo ci vogliono delle riforme che possono essere riforme istituzionali. Per fare delle riforme istituzionali in Europa bisogna avere delle grandi capacità, e quindi un centro moderato non è detto che abbia la capacità di innovare, e dall'altro lato dovrebbe anche avere la capacità di diciamo, intestarsi un cambiamento che però come dire, appare lontano, perché ci sono state in sostanza molte conferme, anche se in calo in queste elezioni, ma molte conferme sempre in una visione piuttosto moderata, conservatrice, di centro. Ecco, professore, dopo lo stallo, e voglio proprio riprendere questa necessità di rinnovamento politico che lei ha accennato, dopo lo stallo che stiamo osservando in questo periodo di tempo, anche noi lo avevamo previsto in una precedente trasmissione, che presto o tardi dovrà terminare, e all'interno dei due partiti tradizionali tedeschi, la SPD e la CDU, ci sarà per forza un rinnovamento della classe dirigente, perché se la CDU c'è la notte dei lunghi coltelli, anche all'interno dei socialdemocratici non è che le cose siano molto tranquille, solo, diciamo tra virgolette, il risultato elettorale che ha assopito un po', ecco, questi contrasti. Allora, da una crisi non si può che sollevarsi, no? Si dice. Allora forse queste elezioni saranno un bene per la rinascita da una parte della socialdemocrazia tedesca, e potrà portare un contributo importante alla socialdemocrazia europea. Non dobbiamo dimenticare che i socialdemocratici tedeschi sono il partito socialista più antico d'Europa, e oggi questa posizione, vediamo, di crisi anche della socialdemocrazia che si è indebolita sia in Francia e sia in Italia, ma le stesse famiglie dei partiti popolari sono estremamente in difficoltà. Il popolarismo cattolico, cristiano d'Europa, quello che, perché oggi si è rotto forse questo spirito originario di Adenauer, di De Gasperi, di Schumann, questo partito popolare in rapporto con con il partito ungherese, con i conservatori, eccetera, ha un po' annacquato lo spirito fondamentale, di principi fondamentali, ecco, di questi partiti. Queste due, faccio un'altra osservazione, in Italia il PD non dice mai di essere socialista o socialdemocratico, per esempio. Allora quello che io mi domando, e domando anche a lei soprattutto, queste due grandi famiglie politiche europee sono capaci di riprendere un cammino per la democrazia europea? Abbiamo questa prospettiva di uscire da questa crisi? Ma diciamo intanto che la crisi della liberaldemocrazia è una crisi lunga,
è una crisi di rapporto tra i partiti e diciamo gli elettori, quindi una crisi di lungo periodo. I partiti tedeschi, tutto sommato, cristiano-democratici e socialdemocratici, reggono ancora la sfida perché sono comunque ancora grandi partiti popolari, anche se, come abbiamo detto, non superano più insieme il 50%. La riflessione però che emerge un po' differenzia i socialdemocratici che con Olaf Scholz hanno, tra virgolette si dice, vinto le elezioni perché hanno recuperato voti e anche c'è stato un riconoscimento formale della Merkel, di Söder e poi anche di Laschet, cioè quindi anche i cristiano-democratici hanno riconosciuto la vittoria di Scholz e tutto sommato la notte dei lunghi coltelli all'interno della socialdemocrazia, ecco, non c'è quantomeno quanto quella dall'altra parte, cioè dalla parte dei cristiano-democratici, dove Söder è abbastanza pimpante e Laschet è abbastanza in caduta libera e quindi ci dovrebbe essere un possibile avvicendamento, a meno che Laschet non riesca a fare il miracolo, e cioè ad agire in seconda battuta rispetto ai socialdemocratici. Se i socialdemocratici non riescono a allearsi con i verdi e i liberali, può tornare in gioco la coalizione giamaica e potrebbe quindi come dire, avere di nuovo un ruolo il partito cristiano-democratico. Ecco. Sono tutte vicende anche un po' tipicamente da, tra virgolette, partitocrazia che allontanano in realtà gli elettori, sono un po' delle alchimie, ecco, delle alchimie che però in Germania, anche qui, sono fatte in maniera molto seria. Come sappiamo adesso ci sarà un po' di tempo per scrivere, prima per decidere chi deve fare il tentativo, poi per scrivere il contenuto di questo tentativo di nuovo governo. Nel momento in cui si riuscirà a scriverlo partirà un governo serio. E per l'Europa però anche qui è una situazione un po' di stallo, perché comunque adesso siamo in realtà in attesa della formazione del governo tedesco. Dopodiché ci sarà dal 1 gennaio 2022 la presidenza francese dell'Unione Europea, il semestre di presidenza francese che annuncia le elezioni poi le elezioni presidenziali, e quindi il rischio è che in attesa delle elezioni presidenziali francesi anche il semestre di presidenza francese dell'Unione Europea sia un pochino anacquato, perché ecco un'altra cosa che accade, che è accaduta anche, si è verificata anche nelle elezioni tedesche, cioè la discussione politica per le elezioni è stata tutta incentrata sul paese nel quale si svolgevano le elezioni e non in chiave europea, perché sappiamo che mettere le cose in chiave europea quando ci sono elezioni interne può essere un errore per i partiti, nel senso che tendenzialmente questo fa perdere un po' di voti. Ecco. E quindi ecco che di fronte a tutte queste situazioni, cioè al fatto che stiamo in attesa del governo tedesco, siamo in attesa di come si declinerà il semestre di presidenza francese dell'Unione Europea, l'Unione Europea potrebbe rallentare sia le riforme, sia prendere le decisioni necessarie e così via. Ecco, sotto questo profilo si potrebbe avvantaggiare proprio l'Italia con questa figura molto carismatica che abbiamo, che è Draghi, e quindi un nostro paese che viene a tornare a svolgere quel ruolo che è fondamentale in Europa, e cioè un ruolo di mediatore tra tedeschi e francesi, perché i tedeschi sono, come dire, molto avanti e molto forti per quanto riguarda l'aspetto economico e possono declinare le scelte europee verso un rigore o verso una maggiore solidarietà. Dall'altro lato abbiamo i francesi che sono capaci
di proporre per esempio delle soluzioni per quanto riguarda la politica estera e più correttamente la politica di difesa europea più forte, ecco, ma entrambi, sia tedeschi che francesi, se accentuano le loro posizioni diciamo un pochino estremiste in economia, in politica estera, ma soprattutto nella difesa per quanto riguarda i francesi, alla fine rischiano di allontanare gli altri stati dell'Unione Europea e di così cioè di avere delle guide forti, ma in questi argomenti economia e difesa, ma che non riescono a fare il minimo comune denominatore che serve a livello anche poi più grande, ovviamente, di Unione Europea e addirittura anche di NATO. La prima urgenza, ed emerge anche dalla sua riflessione, è quello che la Germania non può stare per un lungo tempo nel limbo. Abbiamo le elezioni, abbiamo il semestre francese, eccetera. Perché diversamente anche Berlino rischia di isolarsi nel mondo. E l'integrazione europea può impantanarsi definitivamente, tutti questi passaggi che si rendono necessari, e la prossima volta magari faremo una trasmissione sul ruolo dell'Europa nel sistema internazionale geopolitico, nei rapporti soprattutto con l'Asia, eccetera. Questo potrebbe incrementare una politica poi economica dannosa, visto che lei ha sollevato alcune questioni anche di carattere politico, un mix di austerità e una politica energetica assolutistica, quasi esoterica, dipende un po' da come vanno poi gli accordi anche di carattere programmatico con i Verdi rispetto a questo problema, una transazione quindi ecologica imposta dall'alto, con tanto di indicazioni al mercato su quali mosse prendere potrebbero in questo passo, come sostiene qualche economista, che se la Germania va verso questo indirizzo potrebbe incominciare per le imprese tedesche un fuggi, ma anche delle industrie europee in altri territori internazionali. E potrebbero, come sostiene qualche economista, azzardiamo di prendere questi dati, no? Anche per capire, se vogliamo anche con un po' di provocazione, nel senso buono, che potrebbe provocare una potenziale crisi in Germania che di un calo dei 6-7 punti, aprendo così una decadenza europea. Pertanto gli accordi, quello che sta succedendo in Germania, per formare un governo è un qualcosa che ci interessa un po' tutti quanti. Sì, l'economia tedesca sembra che diciamo, risponda alla pandemia un po' meno bene addirittura del nostro paese, ma in realtà l'impressione è che la Germania ha avuto un minore impatto dalla crisi e quindi il nostro rilancio come Italia deriva dal fatto che eravamo veramente caduti in basso, e quindi ecco anche qui le differenze probabilmente sono determinate dal fatto che in realtà in Germania c'è stata una stabilità. E infatti anche la stabilità economica e anche nelle relazioni internazionali, nelle relazioni economiche, è in realtà una delle chiavi di lettura sempre della potenza tedesca. Chiavi di lettura che vanno verso anche una certa ambiguità della posizione della Germania, che da un lato ha bisogno della NATO ed vuole essere un campione della NATO per certi versi, almeno forse più dei francesi, nel senso che non arriva a fare la critica alla Macron, alla NATO, la Germania. Dall'altro lato però la Germania mantiene delle posizioni di ambiguità che sono rivolte prima di tutto con la Russia, però con la Russia dobbiamo tenere presente che questo tipo di rapporti, soprattutto quelli energetici con Nord Stream 2 e Nord Stream 1, sono alla logica anche qui della continuità, cioè del fatto che comunque hanno sempre avuto rapporti
con la Russia piuttosto positivi sul versante energetico. Perché? Perché ne hanno bisogno, perché in inverno in Germania si fa e si supera con il gas russo, e anche il raddoppio del Nord Stream è una conseguenza di questa e di rapporti, diciamo, tutto sommato anche buoni ancora con la Russia. È una continuità di lungo periodo. Una delle accuse che si facevano un po' alla Merkel era quella di avere questa posizione, diciamo, in realtà di rinviare le decisioni, di avere delle posizioni sempre molto così conservatrici, di non innovare niente e così via. Ecco, su questo versante diciamo che la Merkel in realtà un pochino ha anche innovato sui diritti umani, nei rapporti con la Russia. In fondo è stata la Germania che ha cercato di salvare Navalny, e che poi è stato Navalny che ha voluto ritornare in Russia a rimettersi nei guai. Ecco, cioè, quindi qualche colpo sul versante dei diritti umani, che sono una cosa seria, che devono essere rispettati anche dalla Russia, l'ha dato la Germania. Però certo questo è avvenuto senza rompere i rapporti per quanto riguarda il tema energetico. E se ci pensiamo un attimo, in Europa il gas russo è sempre arrivato. L'unica volta che ci sono stati dei problemi anche per noi è perché hanno chiuso i rubinetti in Ucraina, passaggio del gas verso l'Europa, e quindi non dipendeva dalla Russia. E in fondo anche qui i rapporti energetici tra Russia ed Europa sono biunivoci, nel senso che i russi non hanno interesse a chiudere i rubinetti o a far notare che loro ci danno il gas e così via, perché è vero che loro ci danno il gas o che danno il gas anche alla Germania, ma anche è vero che la Germania li compra da loro e che chiudere i rubinetti da parte della Russia poi potrebbe portare a delle scelte energetiche che vanno in linea di collisione con questi forti guadagni dei quali la Russia ha bisogno notevole. Un altro rapporto di ambiguità, sempre economico, dalla parte della Germania è quello nei confronti della Cina. Cioè anche nei confronti della Cina la Germania ha le mani un pochino più libere, cioè da un punto di vista formale appare avere dei rapporti forse più duri, per esempio rispetto all'Italia, ma in realtà anche qui ci sono delle linee di sviluppo e di collaborazione economica notevoli. Ovviamente il settore dell'auto è quello più esposto in prima linea, ma è un vero e proprio surplus commerciale che dà dei vantaggi alla Germania. Ecco, anche qui però potrebbe esserci il punto di domanda, cioè il famoso cigno nero, cioè anche qui l'elemento di instabilità geopolitica, che potrebbe essere rappresentato per esempio dal fatto che anche in Cina c'è stata in questi giorni proprio una crisi finanziaria connessa al mondo del mattone, per esempio, che potrebbe portare la Cina ad un rallentamento della sua economia e conseguentemente anche un rallentamento delle notevoli commesse che ci sono dalla Cina alla Germania, che fanno sì addirittura che ci sia un surplus commerciale. Il problema che lei ha sollevato della questione energetica, una questione energetica che vede ultime notizie, e fra poco arriveranno anche le bollette nelle nostre famiglie di aumenti incredibili. Voglio prendere proprio da questo, perché di fatto sul rapporto tra la Germania e la Russia per quanto riguarda il problema energetico è da lungo periodo, fa parte della Ostpolitik addirittura di Willy Brandt, dove tutti poi i cancellieri hanno seguito sempre un po' questa posizione, al punto che poi un cancelliere, Schröder, è diventato anche presidente, quindi una cosa anche che dal punto di vista della correttezza politica istituzionale di un presidente cancelliere che va a far parte di una presidenza di una società
russa ha fatto anche un po' molto discutere. Diciamo che la Merkel ha applicato negli accordi con i socialdemocratici e ha continuato un po', ecco, questa linea della Germania rispetto poi alla Russia e quindi alla distribuzione del gas negli altri paesi europei. Allora, ho fatto questa premessa per dire che, come sostiene qualcuno, molto probabilmente la Merkel non si ritirerà all'Aventino subito dopo, ecco, la formazione del governo e quando gli equilibri europei andranno maggiormente a definirsi. Il suo carisma, come auspica di fatto qualcuno, si trasferirà quindi in Europa, poiché il ruolo della Germania continuerà ad essere fondamentale per procedere sulla strada dell'Unione Europea. E su questa strada potrebbe incontrarsi la Merkel e Draghi, come già successo per la gestione monetaria dell'Europa? Ecco, chi conosce la Merkel, ci sono state molte biografie pubblicate in questi giorni, ci indica che la Merkel uscirà di scena, cioè è responsabile da questo lato e non avrà probabilmente ruoli, almeno la sua volontà è quella di accettare questo passaggio in sostanza e quindi di non ritornare con un ruolo per esempio in Europa o in qualche altro modo. Questo ci dicono quelli che hanno fatto in questi giorni delle biografie sulla Merkel. C'è da dire che ovviamente poi in queste cose bisogna anche tenere presente l'imponderabile, cioè la necessità di un cambio, di un rafforzamento della politica europea magari o aspetti di questo tipo che possono anche richiamare in prima linea personalità politiche così ingombranti ma anche così competenti e importanti. Dall'altro lato noi abbiamo invece la questione Draghi che ancora non è ancora sciolta, se farà ancora il Presidente del Consiglio, se per la candidatura poi a Presidente della Repubblica, chissà. Quindi anche noi abbiamo questo punto di domanda su che cosa farà Draghi, per esempio, quindi di queste personalità così importanti. Certo, Draghi ancora ne abbiamo sicuramente bisogno come Italia. Non lo so se la Germania ha ancora bisogno della Merkel. Certo, per esempio, Schäuble, il parlamentare cristiano-democratico, è stato rieletto trionfalmente e quindi anche qui ci sono degli elementi, come dire, di continuità, nel senso che Schäuble, che è stato ministro dell'economia, che quindi è stato nell'Ecofin vertice un po' delle decisioni europee in materia economico-finanziaria, che poi è diventato presidente del Parlamento tedesco, adesso vedremo che cosa farà, perché anche lui ha avuto questo incarico, cioè questa rielezione forte, e vedremo anche se anche Schäuble non ritornerà a fare qualcosa di importante. Ecco. Tendenzialmente ci dicono tutti che i tedeschi sono più corretti, più responsabili, più bravi di noi, tra virgolette, nel senso che nel momento in cui escono di scena accettano il declino. Terminiamo questa trasmissione con un annuncio che è un po' una ripresa degli argomenti che abbiamo affrontato in queste trasmissioni, perché l'annuncio è che venerdì 22 ottobre alle ore 20:30 in sala consiliare del comune di Aviano ci sarà un convegno con un tema estremamente importante, il rapporto di amicizia italo-americana. Può farci un flash di questa iniziativa? Beh, sicuramente questo è intanto la trasmissione La Geopolitica di FV Channel
che da trasmissione diventa in presenza, dove ad Aviano, in sala consigliare, quindi con le istituzioni territoriali, con degli argomenti come l'amicizia italo-americana fondamentali per il territorio, perché c'è dietro il tema della base aerea americana e di tutte le conseguenze che ci sono sul territorio. Pensiamo a, per esempio, solo dal punto di vista economico, la ricaduta degli affitti nei comuni del circondario intorno ad Aviano. Tra l'altro il sindaco e l'assessore al turismo del comune di Aviano cercheranno proprio di raccogliere anche i sindaci del circondario in questo incontro. E quindi ecco, sullo sfondo poi ci sono tutti i temi che abbiamo affrontato anche oggi e che continueremo a affrontare, cioè il ruolo della NATO, il ruolo dell'Italia nei rapporti con gli Stati Uniti e quindi anche il ruolo, tra virgolette, dell'Europa nella politica estera mondiale, e questo dipende anche molto dalla Germania, dal mantenimento di questa un pochino ambiguità che deriva anche dalla Merkel nelle relazioni internazionali della Germania, che da un lato fa i propri interessi economici, dall'altro lato ha anche questo ruolo di guida dell'Europa e il ragionamento è che comunque noi italiani possiamo avere un ottimo ruolo con gli Stati Uniti e diventare e essere sempre di più i campioni della NATO all'interno dei rapporti euroatlantici. Siamo arrivati al termine anche oggi di questa trasmissione. Vediamo che piano piano che andiamo avanti le cose diventano sempre più importanti, diventano sempre più articolate, perché stiamo vivendo proprio così, una transizione di carattere di equilibri internazionali estremamente articolata e pertanto noi vogliamo seguirla, vogliamo partecipare per meglio capire quello che sta succedendo a livello internazionale. Grazie ai spettatori e telespettatrici per averci seguito.